Un avvio di 26 molto importante, un po' in tutte le località stiamo riscontrando delle prenotazioni anche per quanto riguarda l'estate molto positive. Continua a crescere il turismo in regione, confermando anche nelle prime settimane del 2026 il trend positivo del 2025, anno in cui le presenze hanno superato quota 11 milioni, in crescita del 6,2% rispetto al 2024 e del 20,8% rispetto al 2019, anno pre-Covid. I dati sono emersi nel corso di un incontro tra l'assessore regionale Bini con il presidente regionale di Federalberghi Enrico Guerin e i rappresentanti territoriali. Turisti esigenti, giustamente esigenti, turisti ai quali noi dovremmo essere in grado da qui ai prossimi anni di offrire, come si deve dire, non solo località, e noi abbiamo la fortuna di vivere in Friuli Venezia Giulia, quindi con mare, montagne, città, siti UNESCO, eccetera, eccetera, ma anche qualità. Nel territorio dell'ex provincia di Udine è stata evidenziata la crescita delle presenze nelle aree montane, grazie al potenziale dei poli sciistici e al voucher Turesta, e l'aumento della durata media dei soggiorni anche nelle località di mare, grazie a un'offerta ampia e diversificata. Come ha spiegato l'assessore Bini, l'obiettivo dell'amministrazione regionale non è solo gestire i flussi, ma elevare costantemente l'asticella dell'offerta. Quello che noi siamo stati in grado di fare è far crescere non solo, come avveniva un tempo, estate, mare, inverno, montagna, neve, ma anche tutte le aree interne e soprattutto le aree eterne. Queste non grazie allo Spirito Santo, ma alla capacità che abbiamo avuto di programmare in questi anni lo sviluppo, e grazie al sostegno delle imprese che hanno capito e degli imprenditori che hanno capito il ritorno economico sugli investimenti.